Bene, bene, possiamo dare avvio a questa nostra cerimonia e anzitutto grazie a voi per essere presenti, per essere intervenuti così numerosi, il che significa che l'iniziativa ha un peso e funziona. Presento subito gli altri relatori a questo incontro che poi prenderanno la parola, li elenco. La direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia, Gabriella Belli, la storica del vetro che stiamo attendendo, Rosa Barovier, Dan Tolson, che è l'International Director del Modern Decorative Art and Design della Bonhams di New York, Jean Blanchard, che riconoscete meglio di tutti gli altri, che è gallerista, curatore, critico d'arte che conoscete. La nostra. Ah, ecco, benvenuta. Grazie, ma io sono stata tutto il pomeriggio con i nostri corsi. E infine Luca Curradi, che è il Head Office della Bonhams. Pochissime parole di introduzione da parte mia. Il premio quest'anno giunge alla sua 8ª edizione ed è frutto di un accordo tra l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e la Fondazione Musei Civici di Venezia. È pensato per promuovere l'arte vetraria, di cui Venezia è un simbolo, un emblema quasi. È inteso come riconoscimento di prestigio, un prestigio che sia garantito attraverso le sue diverse annate. Il premio è stato assegnato in questi anni a maestri e artisti sia italiani che stranieri che si sono particolarmente distinti nella loro attività nel solco della tradizione muranese, questo ci importa molto, oppure attraverso altre scuole anche con tecniche molto diverse tecnicamente. E il premio è poi diventato l'appuntamento centrale del Venice Glass Week, il Festival del Vetro, che quest'anno è la sua 3ª edizione e sta interessando in questi giorni la città con una distribuzione di presenze straordinarie che cresce anno dopo anno e che ci vede insieme alla Fondazione Musei Civici tra i promotori, insieme alle Stanze del Vetro, Fondazione Giorgio Cini, Consorzio Promovetro di Murano e il Comune di Venezia. Ora, a arricchire questa collaborazione è entrata da quest'anno, e la salutiamo con molto piacere, la casa d'aste Bonhams, che ha bandito il Bonhams Prize per il vetro per la Glass Week di Venezia. Oggi conosceremo il vincitore come i vincitori degli altri premi che sono banditi. Io aggiungerei soltanto, se permettete, che iniziative come quella nostra di oggi e degli anni passati, l'impegno anche degli anni passati, stanno finalmente facendo uscire l'arte del vetro da quella sorta di, non dico ghetto, sarebbe eccessivo, ma quella gabbia, diciamo, delle arti minori. Io credo che ormai se la lavorazione del vetro è considerata un'arte a tutto tondo, questo un po' sia dovuto anche a iniziative come la nostra, come quella che voi tenete in vita essendo qui presenti. A questo punto io ho fatto la mia parte, darei subito la parola a Gabriella Belli. Gabriella Belli, che per le sue riflessioni sull'importanza di sostenere il vetro, su tutte quelle cose che ci dirà. Sì, Grazie, certo, intanto. grazie grazie Presidente, grazie mille. Devo dire innanzitutto che sono qui e in qualche modo non solo parlo a nome della Fondazione dei Musei Civici di Venezia, della mia Presidente Maria Cristina Gribaudi e naturalmente in qualche modo, essendo la Fondazione un po' il braccio operativo nel mondo dell'arte e della cultura, anche il Comune di Venezia che praticamente fin dalla prima edizione insomma ci ha sempre seguito e sempre di più è coinvolto in questo progetto. Devo dire però che un merito grande per la nascita di questo progetto va proprio dato all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, perché questo premio
E queste fantastiche, straordinarie giornate che l'Istituto organizza, un premio che ha già 8 anni, e queste giornate di approfondimento che hanno e vedono una partecipazione di pubblico, di specialisti internazionali, devo dire straordinariamente condotti da Rosa Barovier, che è un po' davvero il nume tutelare non solo del progetto ma anche del vetro, diciamo pure della storia del vetro qui a Venezia, sono state diciamo un po' il nucleo, in nuce, tutto quello che poi oggi noi vediamo, perché è nato da lì. Sarà stata l'invidia tra le istituzioni ad aiutarci a creare insieme questo grande progetto, ma sarà stata più che l'invidia, devo dire, l'ammirazione, perché l'istituto, e qui va dato atto a te Presidente, naturalmente a Giovanna Palandri, che avete veramente smosso le acque. Noi abbiamo colto, anche per una responsabilità culturale precisa, siamo la fondazione che gestisce il Museo del Vetro, ma che comunque di vetro e di vetro storico, tra virgolette, ha piene le proprie strutture, perché parliamo di Carezzonico, parliamo di Palazzo Mocenigo, parliamo di Fortuny, parliamo del Correr. Il vetro, come dire, si è allargato in tutti i nostri contesti espositivi permanenti, e quindi noi non potevamo mancare a questo straordinario appuntamento. E con noi credo anche la Fondazione Cini con David Landau, che è stata la seconda, diciamo, anima di questo grande progetto, al quale noi siamo davvero grati, perché lavorare insieme fa bene naturalmente a noi che siamo gli operatori in un clima di grande serenità e di grande entusiasmo, ma credo faccia molto bene anche alla città. E se la risposta è sempre più importante ed è sempre numericamente più qualificata, ma anche numericamente più alto il numero di chi chiede di far parte di questa straordinaria settimana, significa che si sente che c'è un'atmosfera di grande condivisione e di grande entusiasmo attorno a questo progetto. Sì, è vero, il vetro è, come dire, diventato nella storia dell'arte, forse, o lo è sempre stato, un po' uno dei campi residuali, dove tra l'altro ci vuole una grande competenza per poterlo studiare, per poterne parlare. Però è vero anche che qui a Venezia è stato una delle gambe produttive della città, dell'economia di questa città. Quindi questa valenza estetica straordinaria che noi oggi in qualche modo raccogliamo e lodiamo e premiamo, è anche una valenza estetica che poi si è totalmente riversata in una storia produttiva eccezionale e straordinaria che diciamo che possiamo misurare un po' dappertutto. Dico, per esempio, nella mostra che abbiamo aperto sui fiamminghi, sulla pittura fiamminga a Palazzo Ducale, c'è una sezione straordinaria di nature morte fiamminghe, dove vediamo che cosa? Il vetro di Murano, insomma. Quindi voglio dire, la storia è antica, la storia è straordinaria, grazie anche al Consorzio Promovetro, che con noi ha sempre, diciamo, gestito questa partita, che speriamo, insomma, abbia un grande futuro. Insomma, le istituzioni sono molto impegnate. Il Museo del Vetro poi vuole essere naturalmente in via permanente un po' un centro anche di discussione, di raccolta, di esposizioni, perché noi abbiamo ereditato una grande eredità, un'eredità importante. Abbiamo ereditato un po' il cuore, diciamo, della storia dell'isola di Murano. E devo anche dire in questo senso che forse al posto mio qui ci dovrebbe essere la dottoressa Chiara Squarcina, che è da tanti anni la responsabile del Museo del Vetro, come di altre istituzioni della Fondazione, ma che a questo progetto da sempre anima, e soprattutto sul Museo del Vetro ha sempre avuto occhio di riguardo e un grande impegno. Quindi grazie davvero alla dottoressa Squarcina, che
diciamo è un po' anche per noi il nostro punto di riferimento per la conoscenza del vetro. Dunque, questo è sempre un momento importante, è la premiazione. Naturalmente la premiazione non significa che ci sono 2 premiati, però ci sono anche straordinari altri artisti che, come dire, che hanno lavorato, che hanno fatto. È sempre una sofferenza premiare 2 rispetto a, diciamo, il numero straordinario ormai di operatori che vivono e lavorano qui a Venezia o anche fuori, ma che utilizzano diciamo questo campo straordinario che è, diciamo, questo campo di non solo di addestramento, che penso per i giovani, ma anche un campo di esperienza veramente irrinunciabile, che è l'isola di Murano. Io quindi devo ringraziare tutti, grazie, stiamo facendo un buon lavoro. Alla prossima edizione, quindi qui sempre da voi che siete i pionieri, diciamo, di questo grande progetto, e passo la parola alla professoressa Rosa Barovier, che introdurrà i vincitori. Grazie mille. Allora, ringrazio Gabriella Gabriella per la sua gentilezza nel dirmi il nome tutelare. Di solito sa di 90enne, centenario, forse defunto. Comunque, vabbè, accetto molto volentieri questo. Non era lo spirito. Grazie. Allora, io sono molto felice di parlare di 2 persone che hanno il premio oggi. Non sono persone che hanno bisogno di un premio, perché il premio è solo, diciamo, segnalare alla città, e forse anche a persone al di fuori della città, quanto valido lavoro abbiano fatto queste persone nel corso degli anni. Quindi non hanno bisogno di questo premio, assolutamente. Anzi, siamo noi che... Glielo diamo lo stesso, ma siamo noi che vogliamo ringraziarli, come abbiamo fatto in passato per altri artisti e maestri del vetro, a noi cari e da noi apprezzati. Quindi abbiamo il maestro Simone Cenedese che, devo dire, al di là, lui ha tante doti e si segnala per tante qualità. Non solo è un maestro di grande livello e crea cose sue, quindi sue creazioni, ma anche un punto di riferimento. Non leggo, ma ve lo spiego perché ce l'ho in testa, per molti artisti che hanno bisogno di una mano, di una persona che interpreti quello che hanno pensato, cioè che vogliono realizzare, che però artisti che non hanno l'esperienza della materia vetro dal punto di vista dell'esecuzione. Però devo dire che devo anche segnalare questa bella cosa. Simone è una persona che, a parte che è di famiglia muranese riconosciuta, ma che conduce una vetreria, e oggi è così difficile, come sentiamo anche nei telegiornali, così, avere un'impresa, pagare dei dipendenti, portare avanti un'attività, e lui lo può fare ed è molto bravo. Però anche grazie, e devo dirlo, a una moglie intelligente, a una sorella assolutamente in gamba, a un padre che credo, il vero Simone, l'ha aiutato agli inizi. Quindi non solo premiamo l'abilità, che è indiscutibile, di Simone Cenedese, ma il talento, la capacità, le sue creazioni anche personali, ma anche questa intraprendenza tutta italiana di mettere insieme una famiglia che collabora per portare avanti un'attività che non è banale, ma è assolutamente di alta qualità e apprezzata nel mondo. Quindi io mi scuso con Simone di dire che premio non solo lui, ma anche tutto il suo entourage, che è tutto di famiglia. E quindi che è molto bello, che dovrebbe essere sempre così. Spero che ti vada bene.
Ok, non so se aspettiamo... Sì, sì. Scusami se mi sei in mezzo. Tanto per muovere. Chiamiamo il Presidente per fargli Le dare- leggo io? Sì. Allora, io prima ho espresso delle opinioni personali che comunque coincidono con le opinioni del comitato scientifico che ha scelto di dare il premio a Simone Cenedese. Adesso leggo la motivazione ufficiale, che comunque più o meno corrisponde a quello che ho detto, perché noi tutti eravamo d'accordo su quello che ho detto prima. Simone Cenedesi si distingue come giovane maestro vetraio muranese, dotato di eccezionale talento, dinamico imprenditore dell'isola di Murano e autore di opere di grande impatto cromatico e formale. Da anni è il maestro di riferimento per noti designer internazionali, che trovano in lui un sensibile interprete dei loro progetti. Parallelamente ha sviluppato personali collezioni caratterizzate da riconosciuta originalità e, in un momento particolarmente critico per l'attività vetraria muranese, dimostra coraggio e tenacia nella gestione della sua vetreria atelier con risultati brillanti. Sì. Avevi bisogno di un'altra borsella. Va bene. Allora, adesso veniamo all'amico Massimo Micheluzzi, che è una persona che si tiene sempre indietro, però era il tuo momento, caro Massimo. Allora, io ricordo Massimo che poi leggerò la motivazione, però ha girato il vetro in modo tutto personale, gallerista, in qualche modo collaboratore di artisti, così, fotografo, girava intorno al mondo del vetro e poi a un certo punto ha capito che poteva anche farlo lui, è vero? Quello che è di molto bello in Massimo, che lo capisce appunto per questa specie di apprendistato tutto personale, tutto strano, lo capisce benissimo. Di conseguenza, lui ha un maestro in particolare privilegiato con cui collabora, però per quanto può, vuole intervenire personalmente nel modo dell'esecuzione del suo progetto. Di conseguenza, la progettazione dell'opera,
la preparazione, perché lui si distingue soprattutto nel mondo, ma non solo, per dei vasi e delle opere che sono... Teniamo conto che il vaso è non è un vaso per mettere i fiori né per metterci qualcosa dentro, è come nel vaso cinese una scusa per fare un'opera d'arte. Quindi è un pretesto, possiamo chiamarlo così. Come i cinesi si sono distinti meglio forse nelle opere, nella creazione di vasi in porcellana che nella pittura o nella scultura, però quei vasi di porcellana erano un pretesto per forme sublimi. Quindi non pensiamo che il vaso, quando parliamo di queste cose, di Simone, di Massimo e di altri artisti, sia un oggetto funzionale. È un pretesto che rientra nelle nostre storie culturali per creare delle forme bellissime, delle composizioni anche cromatiche. Quindi Massimo per tanti anni, un uomo molto scettico, non particolarmente così, ha girato intorno al vetro, quindi ha proposto delle mostre, ha collaborato con degli artisti aiutandoli nella realizzazione dei pezzi, non faccio i nomi, ha fotografato i vetri, a un certo punto ha capito che c'era qualcosa che poteva esprimere anche lui e quindi ha fatto i vetri, che devo dire hanno, come quelli di Simone, peraltro hanno un successo internazionale straordinario, addirittura forse più conosciuto nel mondo dell'Europa, non parlo di Comunità Europea perché parliamo anche della Gran Bretagna che chissà, non sappiamo cos'è, e del mondi extracomunitari, gli Stati americani, negli Stati Uniti per esempio. Quindi a me è piaciuto molto questo suo approccio diffidente, un po' modesto, devo dire in qualche modo, di una persona che aveva delle idee, che stava aspettando che queste idee si concretizzassero nella sua mente. Aiuta molto il fatto che lui ha un senso della manualità, non solo personale, ma anche di quello che può suggerire al maestro vetraio. Andrea Zilio, che è qui presente, me lo può confermare, che quindi crea un rapporto estremamente personale con chi poi lo aiuta nelle fasi finali del lavoro. Allora, vediamo il video, poi leggo la motivazione. Io sono molto felice che sia... Allora, io quello che ho detto più o meno corrisponde alla motivazione ufficiale del comitato scientifico che ha scelto di
diciamo, porre l'attenzione su Massimo come un artista del vetro particolarmente interessante. Massimo Micheluzzi, attivo per alcuni anni come gallerista, mosso da una particolare attenzione nei confronti del vetro, è artista e designer riconosciuto a livello internazionale. È da tempo e con successo impegnato nella creazione di collezioni personali di eccezionale impatto e qualità che valorizzano in chiave assolutamente contemporanea le tecniche della tradizione muranese. Concepisce per lo più pezzi unici improntati a uno stile decisamente originale. Esperto di tecniche vetrarie, pur non ricoprendo strettamente il ruolo di maestro vetraio, gli va altresì riconosciuto il merito di voler intervenire, per quanto possibile, nelle più delicate fasi esecutive delle sue opere. Io vorrei, scusate, aggiungo una cosa, in questi due casi di queste due persone molto care a noi, ricordare come ambedue lavorano in collaborazione. Simone ha prestato la sua opera con degli artisti straordinari. Massimo ha un particolare legame di collaborazione di affetto con i maestri vetrai e con gli incisori. Quindi ben venga la collaborazione. Scusate la mia esternazione. Bene, continuiamo in questo clima festoso di omaggio al vetro e passo la parola per la presentazione del premio Bonhams a Jean Blanchard. Prego. Grazie. Cari amici qui convenuti, benvenuti. Fa molto piacere vedervi così numerosi. Innanzitutto mi complimento con Massimo Micheluzzi e con Simone Cenedese per il prestigioso premio Glass in Venice appena ricevuto. Premio meritato perché entrambi da anni, con passione e impegno, portano nel mondo l'eccellenza del vetro di Murano. Congratulazioni Simone e Massimo. Oggi è un giorno importante per The Venice Glass Week e per il vetro a Venezia. Assegniamo la prima edizione del Bonhams Prize for the Venice Glass Week, un premio dedicato al progetto più interessante del festival. Il premio, come sapete, prende il nome dall'autorevole casa d'aste Bonhams che lo sponsorizza. Fondata a Londra nel 1793, è una delle più importanti case d'aste del mondo, specializzate in arte, antiquariato, automobili e gioielli. Al mio fianco, alla mia sinistra, c'è Dan Tolson, direttore del Dipartimento di Arti Decorative del Novecento e del Design a New York. Consegnerà lui il premio al vincitore. Dan, insieme a me e a Giovanna Palandri, cancelliere dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, ha fatto parte della giuria che ha selezionato i progetti. Oltre al premio abbiamo deciso di assegnare 2 menzioni speciali. Non è stato facile selezionare i vincitori. Abbiamo visto insieme quanti più eventi possibile. E dopo ci siamo anche divisi i compiti, piombando inaspettati come fanno i seri critici di cucina ovunque, cercando di non farci riconoscere. Delle volte non ci siamo riusciti. La mia applicazione cuore del telefonino segna 10 chilometri al giorno e quella di Dan idem e quella di Giovanna
anche, abbiamo molto camminato insieme e divisi. Tutti i 182 eventi sono stati presi in considerazione, anche grazie alle fotografie e ai progetti che ci avete inviati. Il premio nasce dall'idea da parte del comitato organizzatore di The Venice Glass Week di gratificare l'impegno dei partecipanti al festival. Voi siete la linfa vitale di questa manifestazione, nonché il cuore pulsante dell'arte del vetro in città, senza dimenticare i sempre più numerosi artisti che vengono da altri paesi, d'Europa e del mondo, che colgo l'occasione di ringraziare, ci mettono a confronto con la loro esperienza del vetro in un dialogo sempre nuovo e fecondo. Come già avveniva alla Biennale d'Arte nella prima metà del secolo scorso, speriamo che il premio diventi palcoscenico sia per il mondo produttivo sia per quello artistico, per proporre al pubblico le nuove creazioni e le nuove idee dedicate al vetro. Il Bonhams Prize for the Venice Glass Week prevede un premio in denaro di 1.000 euro. Vuole essere un ulteriore segnale di incoraggiamento a chi si è speso e ha speso per proporre durante questa settimana un progetto di qualità. Per valutare questa miriade di progetti interessanti, non abbiamo dimenticato nessuno, non ci siamo fatti guidare soltanto da criteri estetici, ma anche di originalità e di elaborazione del progetto e di impegno per il festival. Colgo l'occasione per ringraziare Dan Tolson e gli altri rappresentanti di Bonhams che hanno creduto nel nostro progetto, sponsorizzando non soltanto il premio in sé, ma il festival nel suo complesso e che in questi giorni hanno vissuto The Venice Glass Week con entusiasmo ed dedizione. Benjamin Walker, direttore globale del Dipartimento di Arti Decorative del Novecento e Design di New York, e Luca Corradi, a capo degli uffici Bonhams di Milano. Ora passo la parola a Dan, che annuncerà il premio e le 2 menzioni speciali. Thank you. Thank you so much for the introduction, Jan. I would first of all like to just welcome everyone who is here this evening. Bonhams has been at the heart of the international 20th century design market for the past 35 years. We hold 2 auctions a year in New York, London, and Los Angeles. We are driven by a passion to create a marketplace that connects the highest level of design, craftsmanship, and innovation with the passion of the collector. Buonasera a tutti, si sente? Sì. Buonasera a tutti, sono Luca Curradi, responsabile Bonhams per Milano e Nord Italia e vi accompagnerò in una traduzione in italiano dall'inglese del mio collega Dan Tolson. Bonhams è protagonista del mercato internazionale del design del XX secolo da oltre 35 anni, con 2 aste all'anno nelle sedi di New York, Londra e Los Angeles. Siamo guidati dalla passione per la creazione di un mercato che faccia incontrare le più alte espressioni del design, dell'artigianato e dell'innovazione con la passione del collezionista. I'm also joined here today, as Jean has already mentioned, by my colleagues from New York and Milan. My colleagues are here today to welcome the opportunity to meet you and discuss and assist you with any questions you may have about our program at Bonhams, and also to discuss our forthcoming auction, which is in New York on December 13th. And we actually have one of our highlights for our New York auction here with us today. It's Dina Martin's El Dorado vase from 1955 by Aureliano Toso.
Oggi sono qui insieme ai colleghi dei nostri uffici di New York e Milano. Saremo lieti di avere l'opportunità di incontrarvi al termine di questa cerimonia e di essere d'aiuto rispondendo a qualsiasi domanda possiate avere sui nostri servizi o sulla nostra prossima asta di design che si terrà a New York questo 13 dicembre. Abbiamo qui oggi un lotto in evidenza, il bellissimo vaso Eldorado realizzato da Dino Martens per Aureliano Toso del 1955, è disponibile in visione all'entrata di quest'aula e non esitate a richiederci maggiori informazioni in merito. It is a huge honor to be here today to present the award for the first ever Bonhams Prize for Venice Glass Week. A prize that is perfectly aligned with our own philosophy of celebrating exceptional talent, craftsmanship, and innovation. The prize is intended to recognize and reward the most outstanding project in a festival that not only pays tribute to the rich heritage of glassmaking in Venice and Murano, but that also celebrates the exceptional talent, spirit of innovation, and vision of today's glassmasters and artists, and their unique contribution to the global design community. È un grande onore essere qui oggi per presentare e assegnare il primo Bonhams Prize per The Venice Glass Week, un premio che è perfettamente in linea con la nostra filosofia di celebrare le eccellenze di talento, qualità e innovazione. Il premio ha lo scopo di far conoscere e valorizzare il progetto più significativo in un festival che non solo rende omaggio al ricco patrimonio storico della produzione del vetro a Venezia e a Murano, ma che celebra anche l'impareggiabile talento, lo spirito di innovazione e la visione dei maestri e artisti del vetro di oggi e il loro contributo unico alla comunità globale del design. Before announcing the winner and the two projects to whom the jury would like to give a special commendation, I firstly wanted to express my gratitude to the festival's organizing committee, as well as to Camilla Perdon, Casodoro Funga, and their team who have made today's event possible. I would also like to thank my fellow judges, Giovanna Palandri, who is... Thank you. And of course, Jean Blanchard to my right here, whose experience... whose experience and immense knowledge of today's Venetian artists has been invaluable in this process. And finally, I'd like to acknowledge and thank the organizers of all of the many incredible events and projects that have collectively contributed towards making this year's edition of the Venice Glass Week such a resounding success. Prima di annunciare il vincitore, i due progetti ai quali la giuria intende dare un riconoscimento speciale, volevo innanzitutto esprimere la mia gratitudine al comitato organizzatore del festival, nonché a Camilla Perdon e a Casodoro Funger Comunicazione e al loro team che hanno permesso possibile l'evento di oggi. Vorrei anche ringraziare i miei colleghi della giuria, Giovanna Palandri e Jean Blanchard, la cui esperienza e immensa conoscenza degli artisti veneziani di oggi è stata preziosa in questo processo. E infine vorrei ringraziare gli organizzatori di tutti gli incredibili eventi e progetti che hanno contribuito collettivamente a rendere l'edizione di quest'anno di Venice Glass Week un successo così compiuto. Yeah, exactly. Okay, I would now like to move on to the first of our two special commendations nominated by the judging panel. Vorrei ora procedere con il primo dei due riconoscimenti speciali nominati dalla commissione di giuria. The first jury commendation is awarded to Roisin de Boutliard. La giuria è lieta di dare un riconoscimento speciale a Roisin de Boutliard. This again. For the project, you want to nominate the project? Roisin's project, titled Islanders When Darkness Falls. This imaginative initiative has involved over 50 islands from around the globe, from Murano to the Maldives,
Java to Japan, Norway to New Zealand, each of whom have created original glass artworks that will be united in a cinematic light projection, premiering at Amy West Design Studio on Murano on September 13th. As well as being impressed by the highly collaborative nature of the project, the jury was particularly struck by its thought-provoking mission, which is to invite discussion around how living on an island can inspire and influence artwork, business and community, driving change, creating identities and building on connections with other island nations. Il progetto di mappatura è intitolato Isolani quando cala l'oscurità. È un'iniziativa visionaria che ha coinvolto oltre 50 artisti provenienti da isole di tutto il mondo, da Murano alle Maldive, da Giava al Giappone, dalla Norvegia alla Nuova Zelanda, che hanno creato opere d'arte originali in vetro che saranno riunite in una proiezione cinematografica luminosa, a cui tutta la città è invitata a partecipare in anteprima, in occasione del Amy West Design Studio a Murano, venerdì 13 settembre. Oltre ad essere stata colpita dalla natura altamente collaborativa del progetto, la giuria ha particolarmente apprezzato lo stimolante obiettivo sotteso, che è quello di invitare alla discussione su come vivere in un'isola possa ispirare e influenzare opere d'arte, affari e comunità, guidando il cambiamento, creando identità e costruendo connessioni con altre realtà insulari. I'd like to invite Roisin to come forward to receive a certificate of commendation. Invitiamo vincitrice. My compliments. Roisin, do you want to say something? I wasn't expecting to say anything to get this beautiful award. So first of all, thank you very, very much from Bonhams and the wonderful jury. I'm overwhelmed. It's been a really exciting project to work on, contacting island people from all over the world. We have 56 artists taking part in this exhibition piece and over 20 islands. And I'd like to acknowledge the Muranese artists who are here this evening, Nicola Barbini, Matteo Seguso and Amy West, who have participated in this project. And I'd also like to welcome Brandur Patterson, who has come all the way from the Faroe Islands with his father to be here with us for this project. My wish was to open up the Venice Glass Week to many people who didn't know about the project, but also in this world where so many things are changing and we have the feeling of not having a control over what's happening. This small action of making this very small little slide, which everybody sent to me from all around the world, made us feel that we were taking some small actions to make a bigger one and to make something more important. So I would like to invite you on Friday evening to come and to see the premiere of this beautiful project. Don't forget that. Okay, we now move on to our second commendation of the evening. It is with great pleasure that we give a further special commendation to Autonoma. Passiamo adesso al secondo progetto cui la giuria è lieta di assegnare un riconoscimento speciale. È con grande piacere che assegniamo un ulteriore riconoscimento ad Autonoma.
This year, as part of its ongoing residency exchange program with the Pilchuck Glass School in Seattle, Autonoma provided 6 international artists and designers with the opportunity to come to Murano and discover what the island's great glass tradition is capable of offering. A site-specific installation titled Autonoma Build-Up Structure, created by the participants during the residency program and currently installed in the garden of the Glass Museum on Murano, incorporates found glass objects that testify to Autonoma's commendable dedication to sustainability in the field of glassmaking. The judges wish to recognize the project's bold and far-sighted mission, which will be elaborated further during an evening with Casa delle Parole featuring film screenings and readings at Teatrino di Palazzo Grassi on Thursday, the 12th of September, which is to preserve and disseminate the historic tradition of Murano glassmaking while at the same time enriching it further by creating new links between tradition and modernity, between Murano as a global capital of glassmaking excellence and the rest of the world. Autonoma quest'anno, nell'ambito del suo programma di scambio di residenze in corso con la Pilchuck Glass School di Seattle, negli Stati Uniti, ha offerto a 6 artisti e designer internazionali l'opportunità di venire a Murano e scoprire la grande tradizione vetraria dell'isola. Un'installazione site-specific intitolata Autonoma Build-Up Structure, creata dai partecipanti durante il programma di residenza e attualmente installata nel giardino del Museo del Vetro di Murano, incorpora oggetti di vetro di scarto e riciclati che testimoniano il lodevole impegno di Autonoma per la sostenibilità nel campo della lavorazione del vetro. I giudici desiderano riconoscere la mission audace e lungimirante del progetto, che sarà ulteriormente elaborata durante una serata realizzata in collaborazione con Casa delle Parole, con proiezioni di film e letture, al Teatrino di Palazzo Grassi giovedì 12 settembre, e che è quella di preservare e diffondere la tradizione storica della lavorazione del vetro di Murano, ma allo stesso tempo arricchendola ulteriormente, creando nuovi legami tra tradizione e modernità, tra Murano in qualità di capitale della produzione vetraria d'eccellenza e il resto del mondo del vetro. Okay, I speak English because we have an international guest, and we are an international city. And so I would like to thank you all for making this happen, from the Venice Glass Week committee to the Bonhams and to all the people in the room, and especially to my partners and my team, which is here with me, from Tina Ofiero, which believed the first day about the project 3 years ago. She was the former creative director of Pilchuck Glass School, and I think she needs a big round of applause, because without her, it would be really difficult. And also thank you to Alice Diaz de Santillana, who great friend, and she believed in the project since the first day as well, and so she also needs a round of applause, and thank you. And also, you know, thank you for the Laguna Beat team that and my business partner that helped us in making Autonoma possible, Tommaso and Alvise, and also Lorenzo, who's Lorenzo Passi, great talented artist. You should go see his stuff, for real. And so thank you also for participating all these years. And so thank you. And also thank you to Ben Wright, who is the new creative director of Pilchuck Glass School, that came here to
see the Glass Week and to work for the future projects together with us and together with all of you. Autonoma project is a project for the city and for making Murano, for making it an amazing place, which is already is, but even better. So thank you. And so finally, we conclude with the announcement of the winning project. Finalmente arriviamo all'annuncio del progetto vincitore. The jury is sincerely delighted to award the first ever Bonhams Prize for the Venice Glass Week to Barbini Specchi Veneziana. La giuria è estremamente lieta di assegnare... Sì, leggiamo prima le motivazioni. The prize is awarded to their exceptional project, Materia Etherea, or Ethereal Matter, hosted by the Fondazione Bevilacqua La Massa a Palazzetto Tito. Il progetto è intitolato Materia Eterea, ospitato dalla Fondazione Bevilacqua La Masa a Palazzetto Tito. Ethereal Matter is an exhibition curated by Barbini Specchi Veneziana and Babao Bureau, featuring 14 works of the highest quality by a collective of 10 glassmasters: Giacomo Barbini, Lucio Bubico, Stefano Bullo, Simone Cenedesi, Pietro and Riccardo Ferro, Dario Frore, Martino Signoretto, Giorgio Spezzamonte, Cesare Toffolo, and Marco Antoso Barella, and 4 designers, Bethan Laura Wood, Martino Gamper, Lucio Mazzara, and Sarah Forte. Materia Eterea è una mostra a cura di Barbini Specchi Veneziani e Babao Bureau, con 14 opere di altissima qualità realizzate in collaborazione con 10 maestri del vetro: Giacomo Barbini, Lucio Bubacco, Stefano Bullo, Simone Cenedese, Pietro e Riccardo Ferro, Dario Frare, Martino Signoretto, Giorgio Spazzamonte, Cesare Toffolo e Marco Toso Borella, e 4 designer: Bethan Laura Wood, Martino Gamper, Lucia Massari e Sara Forte. There's more. Each of these exhibitors has proposed their own personal interpretations of the glass mirror, a universally acknowledged icon of Venetian glassmaking history, reimagined for the contemporary age using both traditional and highly innovative approaches to mirror design and production. As well as admiring the impressive technical ability displayed in each individual work, the jury was particularly struck by the ethos behind the project, its entrepreneurial vision, its ambition, and its commendable spirit of openness and collaboration. In addition, the judges were hugely impressed by the strength and creativity of the project's graphic identity, the quality of its marketing collateral, its exceptionally well presented and researched catalogue, and the exhibition design undertaken by the young Venetian architecture studio Babao Bureau. It is therefore with the greatest pleasure and warmest congratulations that the jury awards the first ever
Bonhams Prize for Venice Glass Week to Barbini Specchi Veneziana for their inspiring and truly exemplary project. Founded 92 years ago on Murano, the firm is still run to this day by 3 generations of the Barbini family, who are revitalizing ancient skills with a contemporary eye fixed firmly on the future. Ognuno di questi artisti ha proposto la propria interpretazione personale dello specchio, un'icona universalmente riconosciuta dalla storia del vetro veneziano, reinventato per l'epoca contemporanea utilizzando insieme approcci tradizionali e altamente innovativi per la progettazione e la produzione di specchi. Oltre ad ammirare l'impressionante capacità tecnica mostrata in ciascuna delle singole opere, la giuria è stata particolarmente colpita dall'etica alla base del progetto. La visione imprenditoriale, la spinta ambiziosa e il suo lodevole spirito di apertura e collaborazione. Inoltre i giudici sono stati fortemente colpiti dalla forza e dalla creatività dell'identità grafica del progetto, dalla qualità delle sue applicazioni di marketing, dal suo catalogo eccezionalmente ben presentato e ricercato e dall'allestimento della mostra realizzato dal giovane studio di architettura veneziano Babao Bureau. E quindi con grande piacere e sincere congratulazioni che la giuria assegna il primo Bonhams Prize for the Venice Glass Week a Barbini Specchi Veneziani per il loro progetto stimolante e davvero esemplare. Fondata 92 anni fa a Murano, l'azienda è a tutt'oggi guidata da 3 generazioni della famiglia Barbini che stanno rivitalizzando le antiche competenze con un approccio contemporaneo fermamente indirizzato al futuro. Yeah, that was good. Was it? We're going to have to do a speak. We should get Yeah, this maybe. Andiamo in gelato. Ecco, noi siamo veramente felici, emozionati, molto emozionati e onorati di questo premio. Ecco, non posso far altro che ringraziare Bonhams, tutta la commissione e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, perché appunto è stato un evento realizzato in collaborazione e in molti ci abbiamo lavorato. Si citava prima il progetto grafico di Matteo Rosso, lo studio Babao Bureau che ha curato l'allestimento e la mostra assieme a noi, e 14 artisti con cui ringraziamo, perché per noi è stato un onore aver collaborato assieme per creare qualcosa di unico, e speriamo che questo sia solamente l'inizio di una collaborazione duratura e lunga. Ecco, grazie ancora a tutti. Bene, a questo punto noi siamo giunti alla conclusione di questo nostro incontro. Occorre ripetere i complimenti più vivi per i premiati, ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa, voi che siete venuti così numerosi come gli altri anni a questa nostra sorta di grande festa del vetro. Mi permetterei infine 2 parole in più di ringraziamento interno, di ringraziamento cioè a chi all'interno dell'Istituto Veneto è riuscito a far funzionare questa macchina, Camilla Pardon, Giovanna Palandri, ma tutto il personale dell'Istituto. Senza le cui capacità e la cui disponibilità, il cui entusiasmo non riusciremo a fare quasi niente, o comunque molto meno di quello che riusciamo. Adesso a questo punto invito gli ospiti a visitare la mostra che è a Palazzo Loredan e c'è l'aperitivo nel giardino di Palazzo Franchetti. Grazie a tutti per essere qua e all'anno prossimo.